Un saluto ai nostri amici telespettatori, eccoci a consueto appuntamento con la rubrica Family, Salute e Benessere. Oggi parliamo di un progetto che è Interreg, che coinvolge appunto Italia e Slovenia, Immunocluster, è il titolo di questo progetto, però scopriamo appunto in che cosa consiste attraverso i nostri ospiti di oggi. Con noi in studio abbiamo l'ingegner Antonio Sfiligoi, che è il legale rappresentante di Viva Biocell, e abbiamo in collegamento via Skype il professor Francesco Curcio, che è ordinario di patologia clinica alla Facoltà di Medicina dell'Università di Udine e tra l'altro è responsabile del progetto. Buongiorno, grazie per essere con noi. Io comincerei con il professor Curcio per farci parlare appunto di questo progetto. Parliamo di cancro al seno, dell'incidenza, un'incidenza che è molto, molto importante perché almeno il 12% delle donne purtroppo incorre in questa patologia. Sì, e in effetti è un po' più alto di così, se proprio vogliamo. Secondo il rapporto, i numeri del cancro in Italia del 2020, la neoplasia, il tumore al seno è circa il 30% di tutti i tumori che colpiscono le donne e quasi il 15% di tutti i tumori diagnosticati in Italia. Stiamo parlando di circa 55.000 nuove diagnosi in un anno. E purtroppo in questo contesto ce n'è un particolare sottotipo che si chiama il tumore del seno triplo negativo, che rappresenta circa il 15-20% di tutte le nuove diagnosi di tumore mammario, quindi sono circa 10.000 nuovi casi l'anno, e purtroppo quasi il 17% di tutti i decessi correlati al cancro sono dovuti a questo tipo di tumore. E tra l'altro colpisce anche donne giovani, Sì, purtroppo, no? colpisce anche donne giovani e il problema principale è che per questo tipo di tumore abbiamo fondamentalmente la terapia chirurgica, la radioterapia e la chemioterapia, quella classica citotossica. Di recente ci sono alcuni farmaci che hanno dei bersagli molecolari, però essendo un tumore che non esprime i recettori classici degli ormoni, è piuttosto difficile da curare. Ecco, infatti volevo proprio chiederle che caratteristiche ha questo triplo, appunto, questo tipo significa Sì, in effetti non ha non ha caratteristiche. caratteristiche, non è, cioè, Il non, nome è triplo negativo, significa che non ha i classici recettori sì. ormonali, che sono quelli che utilizziamo poi come bersagli nelle terapie e in altri tipi di tumori al seno. Purtroppo questo non li ha. Senta, e quindi da tempo state lavorando, poi anche abbiamo in studio l'ingegner Sfiligoi per parlarci in maniera specifica anche della ricerca, e quindi avete puntato su che cosa con questo progetto? Beh, come sta succedendo sempre più spesso e in realtà anche con delle indicazioni interessanti, positive, l'idea era quella di approcciare una sperimentazione clinica da eseguirsi utilizzando le tecniche che si basano sulle cosiddette immunoterapie. Quindi riuscire ad attivare, in qualche modo a risvegliare e attivare il sistema immunitario della stessa paziente in modo che il tumore venga eliminato da una risposta immunitaria della paziente. E per questo motivo appunto si è avviato il progetto Immunocluster, che prevede la possibilità di poter presentare allo stadio a cui siamo, prevede la possibilità di poter presentare una richiesta di sperimentazione clinica. Ecco, è molto importante sottolineare questo aspetto. Il progetto non è ancora pronto per applicare, per erogare la terapia. Il progetto è pronto per presentare una domanda di sperimentazione clinica agli organismi notificati, in Italia all'AIFA. Ecco, ha fatto bene a specificare perché purtroppo troppo facilmente si creano, no, false aspettative. È logico che uno che è malato, appena sente che ci può essere una piccola, no, possibilità,
ci si butta praticamente, va a cercarla, e qui invece bisogna dire che siamo ancora in fase sperimentale, che appunto, come ha spiegato lei, ci vorrà ancora del tempo, no? Per validare Sì, il tutto. esattamente. Ecco, tra Adesso il l'altro, progetto mi che scusi viene... professor Curcio, Prego. oggi ne avete parlato proprio nel corso di un incontro Sì. sulla piattaforma Zoom, vi siete collegati, cioè con tutti i partner interessati, perché è un grande lavoro d'insieme questo. Sì, è un lavoro che ha visto la collaborazione fra gruppi italiani e sloveni nell'ambito di quelle che sono le collaborazioni transfrontaliere, che sono così importanti per sviluppare progetti avanzati, anche scientifici, molto, molto interessanti. Appunto, prossima fase, adesso il successo è stato pieno, nel senso che sono state preparate e predisposte tutte le informazioni e tutte le, in qualche modo, tutte le procedure che sono necessarie per poter presentare la domanda di sperimentazione clinica, ed è un momento estremamente importante perché, come i telespettatori possono capire bene, si tratta di tecnologie estremamente avanzate, e quindi essere riusciti a mettere insieme tutta la documentazione necessaria Sì. per ottenere, per poter fare la domanda di sperimentazione clinica è già un enorme successo di questo progetto. Ecco, io parlerei adesso appunto anche con l'ingegner Sfiligoi, scendiamo nei particolari di questa, no, di questa ricerca, di questo progetto. Qual è stato e qual è il vostro ruolo? Dunque, nel progetto partecipa anche un'azienda slovena che si chiama Zerica Biomedical, che è una piccola azienda che ha già delle pubblicazioni in merito a questo tipo di terapie. Quindi parliamo di terapie avanzate che utilizzano farmaci cellulari. Si tratta di terapie che costituiscono la nuova frontiera nella medicina. Il nostro sistema, il nostro servizio sanitario nazionale ha già reso rimborsabile una specifica terapia. Si tratta però di farmaci estremamente costosi, perché sono fabbricati su misura del paziente e normalmente richiedono, per la produzione, delle strutture, delle infrastrutture che oggi sono lontane dal letto del paziente, quindi si tratta di spedire dei campioni biologici fuori dall'Italia, in Europa o addirittura negli Stati Uniti. Il ruolo dell'azienda che rappresento, Viva Biocell, è quello di Che aver... ricordiamo essere nata come spin-off È nata come dell'Università di spin-off Udine. dall'Università di Udine, Sì. proprio, quindi un antico progetto addirittura di ricerca per l'Agenzia Spaziale Italiana, che era stato diretto dal professor Curcio, quindi i risultati si possono vedere Sì. anche in tempi medio-lunghi, diciamo. Il ruolo di Viva Biocell è quello di... Noi abbiamo sviluppato un sistema, un bioreattore automatico, che consente di automatizzare le fasi centrali del processo di produzione del farmaco cellulare e inoltre può idealmente essere localizzato vicino nell'ospedale stesso, quindi vicino al letto del paziente, quindi si riducono i costi sia di infrastruttura che logistici, i rischi connessi, e quindi queste terapie potrebbero diventare più accessibili per i pazienti. Ecco, ma non sono arrivata ancora a capire, effettivamente c'è questa strumentazione che viene posta vicino al paziente, cioè come agisce? Spieghiamo effettivamente come dovrebbe agire, ecco, Ma questa ad esempio strumentazione. noi stiamo lavorando anche nel settore della medicina Sì, rigenerativa per sì, l'osteoartrite. In questo caso si tratta di fare un prelievo di tessuto adiposo. sì. Dal tessuto adiposo si isolano le cellule staminali. Le cellule staminali, Direttamente, praticamente con la strumentazione, beh, si manda ad un laboratorio dove sì. c'è una prima fase di isolamento delle cellule staminali, poi nel nostro bioreattore automatico queste cellule vengono moltiplicate, e quindi, passando ad esempio da qualche milione a qualche decina di milioni, e poi vengono di nuovo
reinfiltrate nel paziente. Questo è un po' il processo che si usa per l'osteoartrite. Nel caso delle immunoterapie è più complesso perché ci sono delle lavorazioni supplementari, ma sostanzialmente si tratta di un farmaco autologo in cui si usano le stesse cellule del paziente che poi vengono trattate per, nel caso delle immunoterapie, suscitare una risposta immunitaria. In poche parole, si tratta di produzioni complesse, non è come fabbricare farmaci cosiddetti small molecules, quindi che possono essere prodotti in grandissimi volumi, in centri di grande produzione. Qui si tratta di farmaci personalizzati per il paziente, e quindi il vantaggio di questa collaborazione transfrontaliera, che poi in Italia raggruppa anche l'azienda sanitaria numero 3 del Veneto, quindi siamo rappresentati come Università di Udine e ASUFC e poi l'azienda sanitaria del Veneto. Invece sul versante sloveno c'è questa società Ceriza Biomedical, c'è l'ospedale di riferimento oncologico di Lubiana, e quindi assieme si è messo a punto, si è fatto un lavoro preliminare alla presentazione della richiesta di autorizzazione di studio clinico alle rispettivi enti notificati, come si è detto. Ecco, purtroppo il tempo a nostra disposizione è già scaduto. Io non posso fare altro che salutare temporaneamente il professor Curcio, perché così ci vediamo, se lei è disponibile, ci vediamo nella prossima puntata per continuare a parlare di ricerca, di novità, di possibilità che ci sono per il futuro, se lei è d'accordo. Ci vediamo nella prossima puntata? Può rimanere? Grazie. Bene, allora ringraziamo il professor Francesco Curcio, ringraziamo l'ingegnere Antonio Sfiligoi e noi ci vediamo martedì prossimo, appunto nella puntata successiva di Family Salute e Benessere. Arrivederci.